Amministratori comunali ancora nel mirino dei soliti ignoti in Sardegna. Nel giro di pochi giorni il sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo, è finito nel mirino dei malviventi. Dopo la testa di capretto con cartucce di fucile fatta trovare una settimana fa, ieri in città sono state trovate delle scritte in cui viene minacciato di morte. L'ennesimo atto intimidatorio che sta suscitando allarme è la richiesta di un vertice col ministro degli interni Marco Minniti per fare il punto della situazione. Ieri a Nuoro si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal prefetto Carolina Bellantoni all'indomani dell'attentato subito dal sindaco di Osini Tito Loi. Sindaci che sono in prima linea in territori alle prese con tensioni sociali determinate spesso dalla lunga crisi economica. Sugli attentati agli amministratori stamattina ha preso posizione Gianfranco Ganau, presidente del Consiglio regionale. Esprimo al sindaco Gariazzo la mia solidarietà e quella di tutto il Consiglio regionale. Il Parlamento sardo è al fianco di tutti gli amministratori pubblici che quotidianamente lavorano al servizio delle comunità che rappresentano, ha sottolineato il Presidente dell'Assemblea sarda. È necessario individuare al più presto i responsabili e chiarire quanto prima la vicenda. Ferma condanna nei confronti di chi ha ancora la presunzione di influenzare o limitare l'operato dei sindaci e degli amministratori pubblici. Mi rendo da subito disponibile, conclude Ganau, a partecipare all'incontro che il Presidente della Regione Francesco Pigliaru ha concordato col Ministro degli Interni Marco Minniti per definire misure efficaci e utili a contrastare un fenomeno che non può più essere gestito solo dal governo regionale. Servono controlli e azioni mirate sui territori, mezzi e uomini che garantiscano la sicurezza, ma soprattutto azioni investigative puntuali che portino all'individuazione dei responsabili.